Buonasera amici di Rugby House, ben trovati. Dopo gara 1 la Famiglia Z Rugby Rovigo Delta vince la Reggio Emilia per 16-9 e affronta fra 3 giorni, ricordiamolo, domenica ore 16, ritorno qui allo stadio Mario Battaglini, la squadra di Roberto Manghi, alla ricerca ovviamente di soddisfazioni future. Lo facciamo con il capitano perché quando entriamo in semifinale insomma li lasciamo stare durante l'anno, poi quando entriamo nei playoff abbiamo bisogno di parlare con i nostri leader, con i riferimenti dei nostri giocatori, della nostra squadra, per cui il capitano è venuto a trovarci. Ciao Matteo, grazie. Ciao Andrea, buonasera a tutti. A fianco a Matteo c'è Giorgio Achilli, Rovigo News. Ciao. Grazie dell'invito. Ciao Giorgio. Grazie. Allora Matteo, partita difficile, acquazzone prima della partita, terreno che sembrava buono, in realtà non lo era, alla grande battaglia come sempre. Sì, partita sicuramente non bella, però sono partite che lasciano un po' lo spettacolo, sono partite che devi portare a casa, devi vincere. Sapevamo che là sarebbe stata molto dura a livello fisico, così è stato, poi appunto la pioggia ha appesantito un po' il campo, quindi ha chiuso ancora di più la partita fra i due pacchetti di mischia e la disciplina, e penso che siamo stati molto bravi a gestire le situazioni di campo, a portare a casa i punti che dovevamo portare a casa, e abbiamo fatto un mezzo passo verso quello che è il nostro obiettivo. Giorgio, tu eri a Reggio? No, l'ho seguita dalla Rai. E dicono che sia peggio vederla da casa. No? Abbastanza, sì, abbastanza, però si vede meglio. Si vede meglio. E cosa hai visto dalla TV? Sicuramente un Rovigo tonico, sotto l'aspetto fisico una prestazione mostruosa, mischia dominante, difesa sono stati quasi perfetti, anzi direi perfetti. Diciamo che Reggio non ha capito la partita. A un certo punto ha provato, ha insistito, ma non riusciva a capire che insomma, la strada era quella sbagliata. La mediana è stata annientata in tutta la partita e forse probabilmente hanno pagato a caro prezzo l'uscita di Garcia, però insomma Rovigo ha fatto una prestazione secondo me incredibile. Matteo, cosa pensi di quello che ha detto Giorgio? No, confermo che è un po' di partite che stiamo puntando molto sulla nostra fase difensiva. Penso che si sia visto da metà campionato in poi che a livello difensivo siamo migliorati veramente molto. Quello che ci ripete sempre Alistair, le difese vincono i campionati, ed penso che sia la realtà, perché comunque una squadra attacca ma si trova sempre di fronte a un muro invalicabile e mentalmente dopo un po' vai giù di testa, quindi sicuramente bisognerà continuare così, bisogna stare ancora più attenti, perché subito eravamo partiti un po' così facendoci prendere un break da Garcia, però dopo ci siamo registrati e ci siamo regolati, e veramente la difesa è un aspetto sul quale stiamo lavorando tanto ma che sta portando i suoi frutti, e quando lavori e porti a casa i risultati sicuramente lavori meglio, più serenamente, credi molto di più in quello che fai, e poi i risultati, il campo parla a sé. Ecco, un Rovigo diverso, Rovigo, come diceva Matteo, nell'ultimo periodo ha sviluppato un'attitudine difensiva che forse da tanto tempo non si vedeva, un Rovigo che ha difeso insieme. Si dice che la difesa quando è buona è perché si lavora di insieme. Sì, ma non c'è stato uno svarione, ci sono state solo delle piccole imprecisioni dovute al terreno di gioco, che chiaramente ha complicato anche l'utilizzo dell'ovale in avanti su un calcio lungo, insomma piccole cose che però chiaramente possono succedere, sono piccole sbavature che in una partita 2 o 3 si possono concedere, però nel complesso è la squadra che ha giocato bene. Bene, cioè non vuol dire fare 18 mete, e dal punto di vista tattico ha gestito la partita in maniera impeccabile dall'inizio alla fine, non è mai stato in difficoltà, è sempre stato in controllo della partita e non ha mai perso la testa, punto a punto si è preso il suo vantaggio, l'ha gestito, forse ecco, insomma, l'unica recriminazione sono sui 3 punti mancati nel primo tempo di Abner, che è uscito il calcio è uscito di poco, però insomma, per il resto poi ha messo dentro una trasformazione da posizione impossibile, quindi insomma, diciamo che va bene così. Matteo, Giorgio sottolinea l'aspetto del controllo, la gestione. È proprio questo un passaggio importante di questa squadra, che non perde la testa, riesce a mantenere il focus giusto nei momenti giusti. No, sicuramente
mantenere la lucidità per 80 minuti è un aspetto sul quale abbiamo lavorato, ho lavorato anche personalmente tanto, confrontandomi anche con lo staff tecnico, con l'allenatore, e in partite così chiuse fa la differenza. Nella prima parte di stagione abbiamo perso 2 partite all'ultimo minuto, che se non le avessimo perse forse sarebbe cambiato qualcosa a livello di classifica finale, però non stiamo qua a piangerci addosso, abbiamo lavorato sugli errori e penso che queste partite qua sono partite chiuse dal primo all'ultimo minuto, e se non sei concentrato, non hai in mano la situazione fin dall'inizio, è difficile portarla a casa. Poi sono un'andata e un ritorno, quindi sono altri 80 minuti, non è mai facile, quindi mantenere la concentrazione, il focus e l'atteggiamento corretto dal primo alla fine sicuramente fa la differenza. Nella filosofia di Alistair il capitano non si deve mai togliere, no? Si è parlato molto di minutaggi, di Matteo, diciamo insomma che è stato un anno una filosofia sudafricana che condivido. Ecco, Matteo, come stai vivendo questo approccio diverso? Magari ha un approccio più legato ai minuti, la gestione, insomma. Sicuramente fa molto piacere che l'allenatore abbia tanta fiducia in me personalmente, quindi è una cosa che mi dà molta carica, mi fa sentire meno la stanchezza, mi fa molto piacere, ma non penso quello che io penso sempre, che dico sempre ai ragazzi, è che un ragazzo non fa la differenza, un giocatore non fa la differenza. La nostra forza penso quest'anno sia proprio il giocare insieme, il gruppo, perché se guardiamo le squadre, forse a livello individuale, forse neanche nelle prime 4 siamo, ma a livello veramente di organico, di armonia, di gruppo, di sacrificio uno per l'altro, penso che ad oggi abbiamo dimostrato forse di essere una delle migliori squadre, nelle prime 2 squadre. Quindi penso che questa sia veramente la forza e la bravura che è riuscito a instaurare Alistair in questo gruppo, e questa mentalità di giocare uno per l'altro, di sacrificarsi uno per l'altro, che alla fine i risultati vengono e godiamo tutti quanti insieme, non c'è chi di più, chi di meno, ma quando si vince tutti insieme. Facciamo una cosa, visto che abbiamo parlato un po' di gara 1 e fra 3 giorni c'è gara 2, andiamo a rivedere gli highlights della vittoria al Mirabello, poi rientriamo perché c'è la seconda parte, la semifinale, fra 72 ore, ed è da vivere e anche mai da scoprire, parlando con Matteo e Giorgio. Buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Mirabello di Reggio Emilia. Il tempo delle scuse è finito, adesso è dentro fuori, playoff, semifinale scudetto tra Femici Z Rugby Rovigo Delta e Valo Rugby Emilia. Dado Farolini, parte ufficialmente la semifinale numero 2 tra Femici Z Rugby Rovigo Delta e Valo Rugby Emilia. Abner Varrenen al ritorno dal primo minuto, la liberazione con Newton. Adesso sembra tutto ok, è ovvio che qualche nube arriva all'orizzonte. Nel frattempo Newton va di intelligenza su questo calcio, ci prova con i pick and goal, fisico, la potenza, ancora a tirare una linea Maginot per quanto riguarda i rossoblu. Attenzione Reggio, ottimo Rovigo, vince la linea del placcaggio e anche del vantaggio, mette le mani Gnecchili, Nocon, Lega con Dare praticamente subito dietro Abner Varrenen, 2 playmaker, e questo è fallo nostro, 20 metri circa sulle bandierine. 3 pari al Mirabello al 10º, probabilmente sì. Ancora Sironi a mettere le mani, la salita, Jack Dare, vediamo l'arbitro cosa dice, forse dice solo contest aereo. Gli viene male ma viene lo stesso. Fermi. Questo è da vedere. Da Luca. Richiamato Menta. Il primo contatto è sul petto, poi sale sul collo e in parte Classe 98. No ragazzi. Esce Abner Varrenen a attaccare là. Jack Dare accelera.
Palla che è scoppiata poi, ma voglio solo vedere possibilità di line break su. Per me non è cartellino giallo, però sulla disciplina bisogna migliorare. sono 12 minuti di stop del drive rosso-blu. La concentrazione dei primi 8 uomini alla ricerca di disassare il raggruppamento di Reggio. C'è un buon avanzamento, sta andando Rovigo, si ferma, adesso deve trovare ancora la concentrazione per trovare il lato buono. Potrebbe essere adesso questo momento, vediamo se siamo oltre, potrebbe essere la meta del Rovigo, la meta del Rovigo. Parte Abner Varrenen. a 3 Rovigo. Dan Newton, l'autore di quell'intercetto così intelligente. Adesso Visentin. Etienne Swanepoel prova ad andare oltre l'area del placcaggio, ci riesce adesso Rovigo. Va oltre Facundo Ferrario di Aderic, che riesce a restare in piedi, batte la concorrenza del connazionale, mette ritmo, non contende Burr, mamma mia. Visentin prova lui a attaccare Facundo, cambio di senso, adesso Dare, bella palla per, e il pallone per Ruggeri, cambia l'angolo Ruggeri, attenzione, rischio palla persa con Etienne Swanepoel, prova a accelerare Rovigo, no, cambia tutto, Abner Varrenen prova a infilarsi lui, cerca un sostegno, non arriva, sempre dietro, pallone cade indietro, no, portato, Farolini, attacca Farolini, non ci riesce, Loos, palla avanti, attenzione, mischia Rovigo. Di avvicinarsi ancora di più a Rovigo. E non sbaglia. 10-9. Lo fa. Ma Burr è bravo a prendere. Adesso il drive di quelli buoni. E adesso c'è un fallo. Abner Varrenen la sua rincorsa. Bella alta. Presa incredibile di Rafa Lertora. Va bene lì, questo è il momento di andare. Sarà piede probabilmente. Lì dietro. Alberto Chillon se ne impossessa. buono il timing. No, in terra subito. Mamma mia che fasi. Contestuale. Placcaggio al limite di Diego Antel. Mischia importantissima nell'ottica dei 160 minuti. Vantaggio. E adesso giochiamola questa palla. Vediamo questa palla con... Non c'è vantaggio, ragazzi. C'è vantaggio. Silenzio qui al Mirabello. Vediamo il pallone. Più 7. Usa! Alan mi servirà il countdown. Tranquillo, vai. Con Burr che trova l'avanzamento Burr. 8, 7, Ottimo il 6, sostegno. 5, 4, 3, 2, 1. Tuo tempo. Calciare fuori. Calciare fuori. Calcia fuori. Calcia fuori Alberto. Calciamo fuori sta Ho palla. detto di sì. Calcia fuori. No, palla Calciamo lì, fuori la lì, palla. Calcia fuori la palla. Stai dietro.
calciamo fuori Rovigo sbanca il Mirabello per 16-9 e ci vediamo a Rovigo la settimana prossima. Bentornati in studio, gara 2 fra 3 giorni al Battaglini, insomma i biglietti stanno andando bene, si presume sarà una bella giornata di sport, tribune piene, insomma quello che ci si aspetta Sicuramente. quello che si aspetta un mezzo del genere. Tecnicamente Matteo, come state preparando, vivendo, cosa pensate potrà essere un match di questo tipo? Ma sarà sicuramente una partita difficilissima. Quello che ci siamo detti e che ho detto a fine partita ai ragazzi è: prepariamo la partita non avendo nulla da gestire, ma pensando che dobbiamo solo vincere. Quindi domenica abbiamo un obiettivo, quello di vincere una partita, vincere in casa con i nostri tifosi e basta, perché vincere aiuta sempre. Se vinci poi vai avanti, andare avanti con una sconfitta non è mai bello, vedi Padova l'anno scorso, quindi ce la stiamo preparando una partita per vincerla senza nulla da gestire, come fosse una gara secca, diciamo, anche perché Reggio ha dimostrato già l'anno scorso, ha perso in casa col Petrarca di un bel po' di punti, poi è andata a vincere a Padova che se alla fine segna una meta poi loro in finale, quindi diciamo che non vogliamo avere nulla da gestire mentalmente, vogliamo solo impegnarci dal primo minuto all'80° per portare a casa la partita, perché sia una bella partita, una bella giornata e poi per andare al 28 maggio. Giorgio, mediaticamente dalle profonde critiche ai facili entusiasmi, questo è il nostro difetto. Insomma, Rovigo per questo è fantastica, sai, ti dico la verità, dopo la terza sconfitta consecutiva anch'io ho iniziato ad avere più di qualche dubbio, però insomma, ci sta, insomma, nel senso che una volta che hai vinto lo scudetto, insomma, ti aspetti sempre qualcosa di più, cioè, però anche l'anno prima hai perso 3 partite consecutive e poi insomma è andata a finire piuttosto bene, quindi insomma, fa parte del gioco. Quando hai un tanto seguito dal punto di vista del pubblico e quindi social e quant'altro, chiaramente insomma quando perdi insomma, qualche partita di troppo, magari qualche critica è abbastanza normale. Il tempo è sempre galantuomo, la squadra ha lavorato benissimo. In una intervista post partita Matteo poi ha spiegato insomma, le dinamiche da spogliatoio, insomma, nel senso che dopo le sconfitte insomma, si sono parlati, hanno capito cosa andava o non andava, insomma, piano piano hanno lavorato e il girone di ritorno è stato strepitoso, a parte insomma, la sconfitta con le fiamme, anche se faceva parte del girone d'andata e il recupero, però insomma c'è da dire che insomma, la squadra è in salute nonostante tutta una serie di problemi, ne parlavamo prima, incredibilmente quest'anno Rovigo con una metà squadra influenzata con il Petrarca ha fatto un partitone tutto cuore e agonismo. Anche una trasferta di Reggio Emilia ha avuto più di qualche problema dell'ultimo minuto al tallonaggio, insomma tutta una serie di questioni che il Rovigo è riuscito a risolvere con spirito di sacrificio e tanta voglia e insomma alla fine siamo qui. Tecnicamente quale sarà la chiave del match, Matteo? Ma sicuramente essere disciplinati, stare sotto noi siamo sempre sotto agli 8 calci di punizione contro e poi abbiamo dimostrato che quando hai le fasi statiche vincenti il gioco è molto più facile, riesci ad andare sempre nella loro metà campo, non sei mai nato a metà campo, quindi sotto pressione, sotto probabili punti avversari, quindi sicuramente una sconquista solida in mischia, una buona conquista in touche faranno la differenza. Ecco Giorgio, come diceva prima Matteo, il Valo Rugby forse è l'unica squadra delle 4 che ha questo grande talento, questa grande capacità di sorprendere, come magari una mancanza di solidità data da un'esperienza da playoff. Insomma, prima menzionava la vittoria a Padova dell'anno scorso, quindi voglio dire, quando parlo di facili entusiasmi il ritorno sarà altrettanto duro come l'andata, perché questi non hanno nulla da perdere. Allora, quello senz'altro. Allora, c'è da dire che la partita dell'anno scorso del Petrarca, il Petrarca praticamente si sentiva già in finale.
quindi non dico che ha mollato, però non ha gestito bene la partita e si è fatta sorprendere comunque da una squadra che chiaramente ha fatto tutto quello che poteva per vincere e poi la partita l'ha anche vinta. Diciamo che qui secondo me è una partita completamente diversa, campo asciutto, caldo, sarà un caldo furioso, condizioni per le quali se rientra Sarto e non solo per lui, comunque sono le condizioni ideali per un gioco allargato importante. Chiaramente la Mischia ha già garantito a sufficienza sia l'andata e in tutto il girone di ritorno, perché comunque è cresciuta molto. Secondo me ci sono le condizioni ideali per vedere una partita a spettacolo. Vediamo. Quindi una partita aperta secondo Giorgio, per te Matteo sarà aperta o ancora? Ma guarda, ci aspettiamo Reggio Emilia che non ha nulla da perdere, quindi magari l'approccerà in maniera diversa, proverà a giocare tutto fin dall'inizio, quindi da un certo punto di vista potrebbero esserci anche magari più spazi per noi, più in gioco aperto, però secondo me ora dalla fine, non dico si giocherà punto a punto, però sarà comunque una partita molto combattuta, molto fisica, molto chiusa lì davanti, con magari qualche opportunità per segnare qualche meta anche a largo, cosa che settimana scorsa è stata un po' più difficile per via del campo bagnato, molto pesante, forse anche gara 1 un po' di tensione, ha preferito magari essere una partita chiusa per poi aprirsi in gara 2. Ecco, diciamo dei tifosi, diciamo in gara 1 un'ottima presenza da parte dei supporter rossoblù, in gara 2 insomma si sta sviluppando giorno dopo giorno quella che è la classica primavera rossoblù, per cui insomma l'happening al Battaglini per gustarsi i playoff. Con i compagni, quest'anno è stata una squadra rivoluzionata rispetto agli altri anni, con i compagni nuovi, quelli che non sono abituati ai playoff, cosa hai detto? Cosa percepisci da parte loro? Ma sinceramente li ho visti molto, molto tranquilli e rilassati domenica a Reggio, che da un certo punto di vista è un aspetto positivo, ma può avere il contrario, la faccia opposta della medaglia, che magari un po' di tensione può giocare a brutti scherzi, però poi ho visto che quando siamo scesi in campo da riscaldamento la tensione è salita, la concentrazione anche, quindi l'atteggiamento è giusto. Quindi sai, vivere queste partite con troppa tensione magari poi ti fa commettere quegli errori che non sei abituato a fare, quindi bisogna viverla nei modi giusti, con la concentrazione giusta, e penso che i ragazzi siano abbastanza pronti. Poi sai, c'è un gruppo di giocatori che è un bel po' che fa semifinali, Rovigo è 8 anni mi pare che fa semifinali continuamente, quindi sai, il clima poi è una società che è abituata a vivere queste partite, il clima lo respiri senza che ci sia io, magari Edoardo, dover spiegare queste cose, quindi Rovigo parla da sé, da sola, col proprio club, e i ragazzi lo sanno, lo sentono e lo vivono. E Matteo Ferro come sta vivendo questi playoff? Li sto vivendo molto, molto tranquillamente, so che ci giochiamo tanto, so che ci siamo meritati questi playoff, perché appunto come ricordavate prima, a novembre tanti dicevano Rovigo non arriva neanche ai playoff, stagione fallimentare, quindi sai, questo essere arrivati, aver dato una bella dimostrazione, poi essere arrivati secondi sicuramente ci riempie d'orgoglio, ma come abbiamo detto non abbiamo vinto ancora nulla. Il nostro obiettivo, ce lo diciamo sempre quando siamo in cerca, è che vogliamo la coppa in mezzo al gruppo, quindi quello è il nostro obiettivo, lavoriamo per quello, abbiamo iniziato ad agosto a lavorare per quello attraverso tante alti e bassi, tante difficoltà, però come dicevo la forza di questa squadra come mai prima d'ora è il gruppo. Vedo veramente un bel gruppo, ragazzi giovani che sono entrati molto volenterosi, senza mai una parola di troppo, e questo penso che sta facendo la differenza. Giorgio, la piazza come la viva? La piazza è entusiasta. Si è visto anche a Mirabello dalle immagini, insomma, tifoseria al seguito. Diciamo che inizia a crederci. Paradossalmente, insomma, dopo la vittoria dello scudetto, un po' come se si abbassa un po' la tensione, insomma, quando aspetti per qualche anno, oppure c'è qualche scudetto da recuperare perso per strada.
Adesso diciamo che c'è quella giusta serenità per viversi il momento che potrebbe essere insomma positivo, ecco. È ovvio che non ero solo, diciamo, ero l'unica persona a voler sapere qual era lo stato d'animo di Matteo o voler parlare con Matteo di questi playoff 2022, e anche i tifosi a casa, quando hanno visto insomma che l'ospite era il nostro capitano, hanno voluto porre delle domande. E Beppe dice: che domanda puoi fare a Matteo? Io credo che basterebbe una sola parola: grazie per aver messo una maglia rossoblù e reso l'intero popolo rossoblù orgoglioso di un uomo, un capitano, un amico. Quindi questo è il messaggio Grazie Beppe. E poi uno dice: parole sante. Matteo, sei il mio man of the match quasi ad ogni partita, per quanti anni ancora possiamo vederti indossare questa maglia? Ma sicuramente l'anno prossimo e dopo vediamo, insomma. Viviamo di anno in anno, anche perché gli anni passano e gli acciacchi ogni anno ce n'è qualcuno, però insomma la voglia ancora c'è, le energie ci sono, e quando c'hai l'energia e la voglia ti diverti, sicuramente tutto diventa più facile. Roberto, credo che una partita in nazionale maggiore te la saresti meritata. Tu come Edo? Sicuramente avrebbe fatto piacere, però insomma se dobbiamo vivere di ma se sarebbe stato ma qua ma là, insomma diciamo che sono contento del percorso della carriera che ho fatto, e insomma vincere 2 scudetti e una Coppa Italia a Rovigo non è da tutti, quindi è vero che qualche soddisfazione magari in campo internazionale avrei potuto togliermela, però sono contento di come è andata. Il treno non è mai passato realmente, quindi non mi rimpiango nulla, diciamo. Poi Alberto dice: ciao capitano, una qualità che ammiri del Valo Rugby, il giocatore reggiano di maggior personalità? Ma il giocatore più forte è un po', come avete detto prima, sicuramente Garcia, dà un ritmo veramente, un bel ritmo, un giocatore, un classico mediano che attacca le guardie, che è sempre imprevedibile, quindi sicuramente anche l'imprevedibilità che lui riesce a mettere è una delle armi più pericolose che hanno. E quindi parlavi di qualità, dici Garcia? Sì, un po' la sua imprevedibilità, un po' il suo estro, e sicuramente se giocherà bisognerà stare molto attenti. Giorgio, tu che sei tutto, giocheranno? Secondo me no, stagione conclusa, però vediamo, magari c'è un miracolo. Allora, Matteo, questo è un anno veramente diverso dal solito, secondo me, per te. Nel senso che hai cominciato a lavorare, nel senso che dopo la laurea hai intrapreso un percorso professionale, anche diciamo la tua cura personale è cambiata molto, no? Nel senso c'è una maggiore attenzione rispetto... per cui come hai fatto ad approcciare questa nuova stagione evitando il rischio pancia piena, no? Che è un po' quello che diceva Giorgio? Era un altro Matteo quello che ha fatto questa stagione. Sai, con più 30 anni gli acciacchi sono parecchi negli anni passati, quindi se stai male fisicamente non sei neanche d'aiuto alla squadra, quindi sicuramente prima ho dovuto prendermi cura di me stesso e sto molto meglio fisicamente, sto meglio col ginocchio, ho avuto 2 interventi, quindi stare bene fuori dal campo, stare bene in campo sicuramente aiuta. Fuori dal campo c'è una situazione felice e serena, quindi sicuramente stare bene fuori aiuta a esprimersi bene in campo, quindi sono contento, sono felice, appunto dicevo, ho un altro anno, però finché le sensazioni e le emozioni sono queste, sicuramente la strada è lunga. Giorgio? Insomma, capitano non ci può lasciare così. Ma allora lui sta vivendo una seconda giovinezza. Io l'ho visto crescere al campo 2, negli esordi, non mi ricordo se era forse le sue prime foto under 13, era piccolino, ma era già... Quindi se lui ha 30 anni vuol dire che tu... Io sì, ho qualche anno, ho i capelli bianchi. E lui era già più alto dei suoi compagni di una spanna e mezza, e si vedeva già che aveva, insomma, che c'aveva qualcosa in più, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale. E adesso dal punto di vista fisico sta vivendo una seconda giovinezza, perché è in una forma strepitosa, io così in forma non l'ho mai visto, mai. E poi ha la serenità, l'esperienza,
per gestire momenti delicati durante una stagione, e a Rovigo sono sempre dietro l'angolo per qualsiasi sciocchezza, e anche quelli importanti quando ci sono delle vigilie da gestire, insomma, magari ci sono delle tensioni, insomma, lui ormai ha maturato, è un punto di riferimento insostituibile per la squadra. Ecco, a proposito di punti di riferimento, non so se te l'ho mai chiesto in questi anni che facciamo Rugby Hour, insomma, che ci incontriamo spesso. Parlavo con i 2000, no? Forse con Luca Borin, se non ricordo male, dicendo che loro dovranno ereditare dalla tua generazione quello che è la tradizione, la cultura, la legacy. Ma per te, chi è che è stato veramente un riferimento in squadra che ti ha fatto capire come gestire il gruppo, come essere leader, come essere riferimento? Ma io ho avuto la fortuna di iniziare i miei anni in prima squadra con Tommaso Reato, Marco Barion, Luc Mahoney, quindi sai, quando giochi con poi due che erano proprio Rodigini Doc come me e Edo, quindi quando hai due figure così sicuramente sono due punti di riferimento da cui prendi esempio e da cui penso di aver imparato molto e poi di trasmettere adesso ai ragazzi giovani che ci sono gli stessi valori che mi hanno trasmesso loro. Ecco, e qual è la differenza che vedi in loro rispetto a quando tu avevi la loro età? Cioè abbiamo tantissimi 2000, 2001, 2002. Ma sai, paradossalmente, anche se siamo abbastanza vicini di età, sono due generazioni completamente diverse, quindi li vedo da certi punti di vista molto distanti dal mio modo di pensare e di vivere, quindi sto cercando loro di insegnare comunque che se ci sono degli errori, degli sbagli, devono comunque continuare ad andare avanti, non piangersi addosso, non abbattersi, che prima o poi l'opportunità gli arriva. Guardiamo ad esempio Matteo Moscardi, l'anno che ha fatto quest'anno, sta veramente facendo la differenza, quando l'anno scorso magari si pretendeva che in una partita 2 dovesse fare la differenza, vincere le partite da solo, perché si è sempre parlato bene di lui come talento eccetera. Non faceva quello, gli si puntava il dito contro, ci si aspettava che risolvesse tutto da solo. Invece quest'anno con molta maturità, con molta tranquillità si è preso anche delle volte le partite in mano e ci ha aiutato molto, sta facendo la differenza più di qualche partita, e penso che anche loro debbano prendere esempio a lui come percorso di crescita. Anche lo stesso Luca Borin si è trovato a giocare col Petrarca, forse la sua prima vera partita all'andata, ha fatto una partita impressionante con Jack Darrell che doveva giocare titolare, poi assistire in allenamento e lo mettono in campo il giorno prima della partita e fa una partita di una tranquillità e di una maturità, alla gestione al piede, al campo, una cosa impressionante. Quindi sono molto contento che quando ci sono le partite che contano si stanno prendendo le loro rivincite, i loro spazi, anche Andrea Visentin, insomma sono molto contento che c'è anche un bel gruppo di ragazzi di Rovigo giovani che si sta prendendo i propri spazi, le proprie rivincite e spero abbiano un futuro lungo e luminoso come l'abbiamo avuto io, Edo, eccetera. Giorgio, a lui non lo chiedo a te. La tua maglia insomma mi ispira a questo punto di vista. L'altra semifinale come andrà? L'altra semifinale è un bel punto interrogativo. Ti dico, il Cavisano l'ho visto molto bene, bisogna vedere, è tutto in mano a Padova. Presumo che il Petrarca andrà in finale. Ok. Detto questo, mi fermo perché la partita farà 72 ore. Voglio ricordarvi che i biglietti sono acquistabili ancora su Mail Ticket, anche domani pomeriggio dalle 16 alle 19 ancora in segreteria in Viale Alfieri. Partita domenica alle ore 16, gara 2 di semifinale contro il Vallo Reggio Emilia. Rovigo parte da +7, ma è tutto da resettare. Si gioca per vincere, per non correre rischi e per continuare questo viaggio chiamato Rovigo. Grazie Matteo. Grazie Andrea, ciao a tutti. Grazie Andrea. Grazie Giorgio, e ci vediamo domenica allo stadio, sperando che sia una bellissima giornata per i colori rossoblù. Buonanotte.